Era quasi cosa scontata, vista la sospensione della Donata Nazionale degli Alpini fino ad ottobre, che anche il raduno del Triveneto facesse un po' la stessa fine, ma ognuno sperava in cuor suo che fosse possibile lo svolgersi dell'evento, visto che cadeva più in là in calendario, il weekend del 10 luglio, con anche il pellegrinaggio dell'Ortigara a ricordare niente meno che i 100 anni da quella prima Donata degli Alpini, appunto sull'Ortigara del 1920. E invece ecco la decisione, sofferta, netta, drastica, non un rinvio, ma addirittura un annullamento, con un arrivederci direttamente al prossimo anno, a data da stabilirsi. Ecco, per quanto riguarda le manifestazioni nazionali, quelle più importanti dal Contrin all'Ortigara, all'Adamello, se non sarà possibile fare la grande manifestazione che ogni anno viene fatta, valuteremo la possibilità, se le condizioni ce lo permetteranno, di fare comunque un momento di ricordo, un momento di presenza, di riaccoglimento per queste che sono per noi momenti importanti, che non sono solo legati, diciamo, a un fatto di manifestazione, ma soprattutto sono legati a un fatto di grande ricordo della Prima Guerra Mondiale, degli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale. Come detto dal Presidente, si potrà tenere probabilmente una cerimonia ristretta alla colonna mozza dell'Ortigara, una sorta di pellegrinaggio, ma è tutto in divenire, nelle mani del coronavirus, del governo e forse anche di Dio.